Questa manifestazione è sempre stata è e sarà un importante riscatto per l'area berica, un'importante manifestazione che mette tutte le associazioni, tutto il bello dell'area berica attorno ad una piazza e incontra i cittadini dell'area berica, i vicentini e i veneti. È un evento che ha ovviamente 38 anni di storia alle spalle, anche se qualcuno dice qualche anno in più, ma diciamo sono i 38 quelli effettivi. Ed è ormai una tradizione nella nostra piazza 4 novembre in cui si rappresentano tutti quanti i produttori, allevatori e ovviamente le associazioni di categoria del territorio dell'area berica, perché non è solamente di Nonetta Vicentina, ma di un'area che riguarda praticamente tutto il Basso Vicentino, ma abbiamo pubblico che viene anche dal Basso Padovano, dal Veronese, da altre province anche fuori dal Veneto, quindi veramente un pubblico molto molto importante e variegato. È una manifestazione che parte con degli eventi anche culturali, quest'anno tra l'altro arricchito dalla rete di Lepanto. Noi abbiamo una villa storica, Villa Barbario, che è al centro della piazza, che ovviamente rappresenta la tradizione con i legami con la Serenissima. Faremo un convegno il 7 di ottobre, collegato anche con le scuole, poi ovviamente la manifestazione come ogni anno parte con il venerdì, in questo caso il 10 di ottobre, con un convegno dedicato al mondo agricolo. Quest'anno tocca a Coldiretti e a Confartigianato con un tema legato al cambiamento meteorologico. Il sabato invece sarà una giornata dedicata agli espositori, tutta quella all'allestimento, e la domenica 12 invece è la giornata quella diciamo così ufficiale con la presenza di 140 espositori, Villa Barbarigo aperta al pubblico per le visite, una mostra fotografica a piano terra sempre legata al mondo agricolo. I nostri collezionisti di trattori d'epoca, di macchinari d'epoca in piazza con oltre 50 esemplari d'epoca, Landini e quant'altro. Ci saranno poi anche ovviamente i terzisti con i loro mezzi invece moderni, lo stand gastronomico della Proloco che sarà aperto sia a pranzo sia a cena, i negozi aperti del centro, una via dedicata anche al commercio di bimbi, quindi anche uno scambio con i piccoli commercianti di un domani, e poi ovviamente tutta una serie di manifestazioni legate alla tradizione, tra cui quest'anno anche una rievocazione storica con abiti d'epoca e con la presenza ovviamente del Doge, che farà anche un monologo davanti alla villa nel pomeriggio della domenica per evocare ovviamente anche i fasti della Repubblica Serenissima. È doveroso intanto ringraziare le associazioni di categoria perché da sempre sono quelle che ci hanno supportato ed è ovviamente con loro che si organizza il tutto, quindi le 3 associazioni agricole del territorio ma anche le altre 2 associazioni legate al mondo degli artigiani e al commercio, quindi veramente grazie a questo mondo del lavoro che ci supporta, ci sostiene e ci dà anche ulteriore orgoglio di rappresentarli.